Ho sfrecciato a velocità bassa di seconda, non me lo aspettavo che si alzava così scorbutica. Ti stavo scrivendo? Ma quello è È scemo. passato Valentino avanti, infatti. Cioè ho avuto proprio Valentino avanti agli occhi che urla: mi freno. Bello. E ve l'ho premuto. Ma tu c'è un'impennatella tua nel raduno dove l'S1000 è andato lungo. Bella proprio. Mi stavo a candela al tuare e l'hai frenata. Si vede proprio che hai premuto il freno. Riesco a impennarla in ma volete qualcosa da bere? prima Voglio altezza prendere si la abbassa di colpo. Consigli? Bruno, guarda, se è depo la puoi alzare anche in terza tranquillamente. Ispezionala un poco in più e vedi che si alza in terza. Così ce l'hai più in modalità motorino e puoi riuscire a fare un tratto più lungo. Se no devi giocare con l'equilibrio. Si mantiene anche in terza, in quarta tranquillamente anche da depo. Io ho alzato anche in quarta una depo, bella depo proprio. In quarta di frizione si alza. Sì, Nicola, tutti i sabati. Ah no, Niccal. Ma come cazzo chiamare su Twitch? Tutti i sabati facciamo i raduni alla neve. Vale, ma dove si trova il corso? Allora, ragazzi, quando abbiamo organizzato i corsi li abbiamo fatti al Sagittario a Latina. Stavi rispondendo. No, perché mi stai rispondendo, stai facendo il c***o. A 18 anni mi vorrei comprare la 07 depotenziata al libretto. Bravo, già hai detto una grande c***o depotenziata al libretto. Depo, sei sicuro di saper gestire un 700? Ragazzi, fate le cose con il giusto tempo. Io dopo 14 anni ho deciso di fare un passo un po' più lungo. Che senso dopo 14 anni? Fra l'R1. E lo stesso ci vado con i piedi di piombo perché metto paura. Ma tu 14 anni fa ne avevi 12? Io da 12 anni ho iniziato a guidare. A 12 ho iniziato a guidare la pit bike. Ah, ok. Pit bike, i motorini tutti elaborati, poi il Liberty tutto elaborato. Dopo il Liberty primo SH, poi presi uno Grazie, squadro, capo. poi un altro SH Abbonamento? e un SH 125 con il motore 300. Poi la dorso duro per 2 mesi. Invece saldai sul telaio i supporti del 300. Tagliai tutte le plastiche. Volevo far vedere i fratelli lo spezzai in mezzo. A 130, 140 di gas, acceleravi, dava la testata al motore tutto boom e si alza. Ritornando al discorso, seriamente ragazzi, bisogna andare con calma. Non potete fare scelte azzardate. Come ha scritto il ragazzo di prima, 30 anni, un Teleré 700 è una giusta scelta anche come prima moto. Lì parti con una testa, hai esperienza anche sullo scooter e da 30 anni non hai la spensieratezza magari, per non dire non fai il cazzo. Bravi, sei più maturo rispetto a un ragazzo di 18. A 18 anni non mi puoi scrivere Vale, voglio comprare come prima moto la 07 depotenziata al libretto. Cioè vuol dire che tu stai prendendo una 07 a piena potenza come prima esperienza. Per me sei sciocco. Questo è l'unico consiglio che posso dare. Alessio ha detto la sua esperienza, ha preso un MT-09 come seconda moto, però la prima un XT660. la 660. Per poco, non è che ci ho camminato molto. A 09 invece abbiamo fatto viaggi, abbiamo camminato, hai fatto chilometri. Dopo hai fatto un corso in pista, ti ha cambiato completamente la guida. Ragazzi, fate un corso in pista perché vi cambia completamente la guida. Io dopo 9-10 anni ho fatto il primo, che guidavo per strada, e mi ha cambiato la guida da così a così. Impostazione, come posizionare il piede, come spingere in curva, come chiudere le ginocchia. Serve tanto, fatelo. A 14 anni Liberty S50, pro o contro? Luigi, sono pro al Liberty 50 a 14 anni perché è un giusto percorso. Poi piano piano le elabori, ci fai il variatore, ci fai la frizione. Io non è che sono, però con il giusto tempo e con il giusto percorso, ragazzi, perché non potete fare step pazzi. Parliamoci chiaro, si rischia la vita. Bella Vale, come ti trovi la tua Areg? Io l'ho presa a settembre. Porca vacca, stavo buttando la pizza. Io l'ho presa a settembre, nelle curve esci. Allora, nelle curve non esco con il corpo, cioè nel senso con il 21 avanti devi per forza compensare, cioè quindi corpo dritto e moto giù. Io mi trovo così e riesco ad affrontare le curve molto ma molto più velocemente. Calcola che nel momento in cui esci con il corpo e hai pochissima spalla, subito l'anteriore si chiude ed è quello che succede principalmente a tutte le categorie da enduro che poi si ritrovano ad affrontare magari la strada o l'asfalto. Vale, come ti ho detto prima, 12 anni mio padre mi ha comprato una pit bike con cui imparo ad usare frizione e marce. Spero che quando arrivo a 14 anni riesco a convincere mamma a comprarmi la moto e farmi il patentino. Bravissimo, questo è il giusto percorso, come abbiamo detto anche prima. Spero che non la utilizzi in strada oppure vai in posti privati dove c'è poco passaggio di macchine con tuo padre, impari per bene in modo tale che poi a 14 anni già hai la strada spianata. E come dicevo ragazzi, per il progetto sono tanto rallentato dai permessi. Io, se fosse per me e per gli sponsor, saremmo già partiti da mo'. Ci sono gli sponsor, ci sono i soldi, ci sta l'iniziativa, il progetto è ben definito. Ogni terreno che trovo nasce il problema che il comune o trova un vincolo paesaggistico o non è la categoria F o qui c'è sta un pozzo della mamma che stava, poi divento volgare, e comunque mi stanno facendo solo perdere tempo. Io il prima possibile
riuscirò a realizzarlo, prima sarò contento anche io. Penso avete capito che persona sono. Quando mi metto un obiettivo vado e parto come un treno. Però qua in Italia siamo vincolati da tantissime cose. Infatti in questa situazione sembra brutto perché passi tu come quello che parla soltanto. E io più di fargli vedere le cose, gli sponsor ci sono, veramente c'è tutto. Penso che anche loro, anche voi siete italiani, giusto? Fatemelo sapere nei commenti se anche voi siete italiani e sapete com'è la situazione in Italia. Quindi una... lo puoi dire? Stronzata. Una Gianluca, siamo nella più totale. Volevo essere tanto esplicito, però. È la verità, Gianluca. Vengo da un 125 due tempi, a 18 anni 636. Allora, ci sta, perché un 125 due tempi già è un motore un po' più pronto. È una moto che ti porta tanta manutenzione, quindi già sei più avvezzo anche a determinati concetti, a determinate cose. Non ha freno motore, quindi sei abituato anche a saperla frenare meglio. Ci può stare, spero che hai la testa sulle spalle, perché calcola che stai prendendo una moto che è 120-130 cavalli. 4 cilindri. Tanta roba. Mi vado a lavare un secondino le mani. I wanna if you know, and then in it you, if you seen it, can you mean it, can you know you want to go fast and furious? Fast and furious. Vale, io al posto di prendermi un Teneré stavo pensando al Touareg. Quale mi consigli? Touareg, tutta la vita. Poi ragazzi è una scelta estetica. Personalmente a livello di motore molto meglio il Touareg. Penso l'hai visto, no? Il video. Comunque hai cambiato proprio prospettiva sul mondo delle moto. Hai fatto un grande step di maturità. Mi ricordo quando ti dissi che avevi preso una 636 come prima moto. Non mi dicesti queste cose. Ormai sei un esempio per molti e te ne stai rendendo conto. Stai andando molto bene e sei uno dei pochi con la testa sulle spalle ad oggi. Grande, fra, bellissimo, mi fa piacere. Mi fa piacere anche che si nota il cambiamento. Ma non tanto il cambiamento. Adesso sto crescendo anche io, Ho creato il canale che avevo 22 anni, 21, ad oggi ne vado per i 25. Quasi 30. Non è vero, non è vero, vado per i 26 ragazzi a maggio, il 15. E quindi ragazzi inizio a capire anche, vedi il peso di tanti ragazzi che mi seguono, è giusto dare un messaggio pulito. Io non sono un santo, E chi fa il santo mente a se stesso e mente a voi ragazzi, parliamoci chiaro, semplicemente perché sono dei paracul. Perché poi quando vanno sul passo danno il gas anche loro, quando stanno in città voglio vedere chi va a 30. Io mantengo sempre i limiti di velocità. Oh, ma non parlare già tu. Ma nessuno, bravi, nessuno è santo in strada. Il fatto sta anche che se ti compri una supercar non è che vai a 30, non vai a 50. Se stacchi la frizione stai a 70. Quindi già sei oltre il limite. Però bisogna andare dove si può andare. Valenti, le metti con i dettagli oro era storia. Sì ragazzi, Anto era veramente storia quella moto. Ho pianto quando sei andata. Vale, che ne pensi della Kawasaki Z750? Una bella bara su due ruote. Ha tanti problemi, tanti difettucci di fabbrica. Danny ha capito proprio quello che tu pensi di me. Secondo me Gianluca è l'amico che tutti vorrebbero ma che dopo un anno non vorremmo più. Vale, mi consigli una moto per patente A2 naked o enduro? Ok, allora naked puoi andare su 07 Depo, Tracer Depo, Tenere Depo, la Tuono Depo, Tuono 660, tanta roba. Poi come enduro puoi andare su un 450, su un 302 tempi. Piano, S1000 pacchetto estetico M come prima moto. È lui, Oh Gianluca, ma quante sigarette stai fumando? È sempre la stessa. Gianluca, da quando sei venuto stai È fumando? la seconda. Fa Lo male. giuro su mamma, è la seconda. Giovanna, che c***o ridi? Oh, non posso ridere, No, Giovanna. Domanda pure per Gianluca. CBR 600 RR 2024 dopo Ducati Monster come prima moto. Pareri pro o contro della sportiva. Allora, a parte che stai comprando un mostro, una giapponese proprio bella potente. E poi mi piace a me. Poi devi dire tu il tuo parere. Raga, la sportiva tiene sempre i suoi pro e i suoi contro. Stiamo a Napoli, le strade sono quelle che sono. Purtroppo uno la deve utilizzare per quello che è fatta. Cioè non è che prendi la moto e ti vai a comprare le sigarette. Vabbè, tu sì, stai fumando 500 Io sì, però in 2 ore. Da 900 lo posso fare, so cafone poi. No, allora il punto è che dipende anche da come utilizzi la moto. Se la utilizzi nel quotidiano, preparati ad avere un po' di mal di schiena. Cosa ne pensi della Cagiva Mito? Ragazzi, tuo padre ce l'ha firmata un po'? Rimettila in mezzo perché c'hai un cimelio a casa. Tanta roba, storia. Abbiamo fatto 2 chiacchiere. Oh, ma queste chiacchiere le metterò in estratto su YouTube. Io lo faccio un estratto. 2 chiacchiere con voi. Io e Gianluca, 2 chiacchiere con voi. Mi piace questo? No, io c'ho la spalla fatta male. No, tu. No, tu. Hai capito?